Alcuni commercianti del centro storico mi hanno chiamata per segnalarmi questa grave situazione che si sta perpetrando da tempo e mi hanno chiesto aiuto, insomma adesso abbiamo avviato una raccolta firme. Furti, minaccia al personale, urla. Non hanno pace negozi, esercizi pubblici e clienti dei locali tra via Santa Lucia e piazza Cavour, come ci racconta Andrea Fornasiero del bar Santa Lucia. Verso sera ci sono persone che non sono poco piacevoli, dove fanno di tutto sui negozi, dove sono solo commesse femmine e ogni sera la situazione è in degrado. Anche a lei è accaduto qualcosa di spiacevole in questo periodo? Controllano i clienti fuori per rubargli il portafoglio e se noi usciamo allora partono e vanno via e ci parlano male. Da quanto tempo accade questo? Da giugno circa. E sentite cosa è accaduto a una cliente. C'era una nostra cliente qui seduta con il bastone bianco che prendeva il caffè un pomeriggio, si è seduto di fronte per rubargli il portafoglio, poi quando sono uscito per accompagnarla dentro allora mi ha parlato male, mi ha insultato perché sono andato a tutelare la nostra cliente. Preferisce non farsi riprendere, ma racconta la dipendente di uno dei negozi della strada nel cuore del centro storico della città. Siamo tutte ragazze giovani o comunque ragazzi giovani e abbiamo paura soprattutto nel momento in cui chiudiamo le serrande e dobbiamo appunto andare a casa. Quindi questa è una cosa che ci desta preoccupazione, anche perché la persona in questione si è sempre rivelato estremamente spregiudicato anche nei furti. L'altro giorno ci ha rubato appunto 2 paia di scarpe e, accorgendosi che erano entrambe 2 destre, le ha rilanciate all'interno del negozio proferendo volgarità e gestacci alla ragazza che era in turno in quel momento. Quindi io ho chiamato proprio la mia azienda e dai piani alti hanno deciso di tutelarci fornendoci un servizio di vigilanza dalla prossima settimana. Tutti stanno firmando per far finire quello che sta diventando un incubo, racconta Wanda Pellizzari. Noi abbiamo intenzione di portarle i primi giorni della settimana prossima, chiederemo un appuntamento all'assessore Bonavina, facciamo una copia la lasceremo all'assessore e una copia la porteremo alle forze dell'ordine.